Agrigento, storia e genio di un luogo. Conferenza stampa oggi di presentazione del progetto di pubblicazione della collana Opere complete di Settimio Biondi, un'iniziativa promossa da Medinova Editore con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con la sezione di Agrigento dell'Associazione Italia Nostra. Noi abbiamo avuto questa sollecitazione alla quale non ci siamo sottratti perché la persona di cui parliamo, Settimio Biondi, è una persona di grande cultura, una grande cultura della città ed è un patrimonio della città. La sua opera è un'opera inestimabile, per cui fa parte della nostra mission, cioè conservare, tutelare e valorizzare. Quindi questa attività ci consentirà da subito la pubblicazione delle ristampe di quello che già è stato editato e poi continueremo con gli inediti e volumi che poi raccontano la storia della città nei suoi aspetti più reconditi, ma nei suoi aspetti migliori, e quindi non potevamo che sostenere questa iniziativa e ne siamo felici e orgogliosi. Questa idea che porta alla realizzazione di un progetto su cui avevo lavorato potrei dire da anni, riuscire ad avere il nulla osta da parte del professore Settimio Biondi di pubblicare tutte le sue opere, che in grande parte sono inedite. Questa idea è stata accettata e condivisa dal Parco Archeologico, per cui nasce un protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico e la Medinova per appunto dare a tutti gli studiosi la possibilità di leggere le importanti ricerche storiche effettuate da Settimio Biondi. È un monumento culturale Settimio Biondi. In questo accordo si prevede la pubblicazione dei vari libri in 5 anni, con la possibilità di pubblicare da 4 a 5 volumi ogni anno. Quindi significa veramente mettere su un grande impegno di lavoro e impegno culturale. Medinova ha deciso di fare una collana specifica, così come era stato fatto per le opere di Antonio Russello, e questa collana si chiamerà appunto Settimio Biondi Opere. Credo che è un evento di grande respiro culturale e arriva proprio in un momento in cui abbiamo le iniziative di Capitale della Cultura Agrigento 2025. Si inserisce con piena legittimità in questo filone culturale e daremo la possibilità a curiosi, storici, letterati di conoscere la storia di Agrigento, di tutto il territorio, ma in una maniera molto esaustiva, molto scientifica, molto letteraria. Devo dire con soddisfazione che Italia Nostra ha avuto l'idea di questo progetto, nata dalla richiesta proveniente da molti cittadini del libro Agrigento Minore, le edicole sacre. Ci hanno chiesto tanti se fosse possibile reperirlo in qualche modo. Si tratta di una pubblicazione al momento introvabile, per cui ci venne l'idea di trovare il modo di promuoverne la ristampa. Da lì poi, da cosa nasce cosa, naturalmente si pensò anche alle altre opere di Settimio Biondi, perché rappresentano veramente un patrimonio quasi inesauribile della nostra storia, delle nostre tradizioni, che non può assolutamente andare disperso e che anzi bisogna mettere a disposizione di chi voglia approfondire questi temi. Per cui è nata l'idea, il ruolo di Italia Nostra è quello di un patrocinio culturale in partnership con la casa editrice Medinova
il Parco Archeologico, che non finiremo mai di ringraziare perché hanno mostrato tanto entusiasmo nel realizzare questa idea. Una serie di incroci, di iniziative provenienti da diverse parti e che io non ho né voluto né provocato né incoraggiato, ma di cui sono rimasto fino a qualche settimana fa all'insaputa, ha fatto sì che gli scritti da me pubblicati potessero essere ripubblicati e che se in prosecuzione si pubblicassero gli scritti che io tengo in serbo, che ho prodotto ma che non ho mai pubblicato. È un'iniziativa, credo, che potrà risultare utile alla città, non a me. Io desidererei che da questa iniziativa, da tutto il contesto, potessi essere considerato escluso. Non guardiamo a chi queste cose le ha scritto, ma guardiamo piuttosto a che cosa c'è scritto e che cosa esse significano per la città. Io ho avuto due direttrici di marcia. Prima, acquisire una storia minore che Agrigento ha smarrito sotto il titolo della fugacità della memoria. Secondo, fare in modo che questa storia potesse essere reinterpretata e collocata tra la storia maggiore, cioè tra la storia della Sicilia. Ho visto con piacere che taluni squarci, taluni stralci di questa storia hanno già fatto questo cammino verso la storia maggiore, cioè Agrigento sta rientrando nella storia regionale. Se noi pensiamo che dal 1500 ad oggi Agrigento non ha avuto una storia regionale, cioè non ha fatto parte della storia della Sicilia, se non per i dati cronachistici, statistici, e cioè governativi, amministrativi e quindi politici in senso lato, possiamo pensare all'utilità dell'operazione che sto facendo avanti. Probabilmente è come se Agrigento si mettesse all'impiedi e dicesse: ci sono io, Sicilia centro-meridionale, tra la storia della Sicilia occidentale e la storia della Sicilia orientale. Noi oggi stiamo riscoprendo che la storia della Sicilia è fatta anche dialetticamente dalla storia della provincia di Agrigento, per cui dobbiamo recuperarla e collocarla a livello scientifico anche e contenutistico il più alto possibile.